Per quello che riguarda il Mose stiamo attraversando una situazione, come sapete, abbastanza difficile. Non è vero che i soldi sono stati ancora svincolati, questo dovrebbe avvenire l'8 di giugno. Eppure i soldi ci sono, 538 milioni di euro dovrebbero essere sbloccati l'8 di giugno dal CIPE e assegnati al Consorzio Venezia Nuova. Se così non fosse, i lavori di completamento del Mose si dovranno arrestare, a dirlo è Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche. E a partire da quella data, non perché la messa a disposizione di questi fondi faccia una grande differenza sul piano giuridico, ma perché ci può dare una prospettiva rispetto al futuro che in questo momento è estremamente importante per creare anche quel clima di fiducia e quella certezza nella direzione in cui stiamo andando che in questo clima è assolutamente necessaria. La direzione è condivisa al momento dal commissario liquidatore e da tutti i soggetti competenti in questo ambito è quella di continuare in questo momento con le imprese che attualmente lavorano perché un cambio impresa sarebbe controproducente. Inoltre, prosegue la Zincone, il Mose deve essere finito. Deve essere finito e vorrei che questo avvenisse anche in fretta, come devono essere riprese con energia anche tutte quelle opere complementari che fanno parte del sistema Mose.